The Dreamer, anticipazione episodio 91. Sanem rinuncia a Jeanne e rispetta la sua decisione. In questa puntata Sanem viene dimessa dall'ospedale e riaccompagnata a casa dal ragazzo che l'ha investita, nonostante Jeanne non voglia perché è pazzo di gelosia. Ijit rimane affascinato dal quartiere e colpito da Sanem, tant'è che le chiede il suo numero di telefono. Jeanne, rimasto solo, telefona al padre e si sincera delle sue condizioni di salute. Gli chiede di potergli parlare di qualcosa di importante. Poi Jeanne parla con Emirè e gli dice di essere stanco della sua rabbia verso la madre. Sanem gli ha fatto capire che è stato ingiusto verso di lei. Yuma e i figli scenano assieme a casa di Ivit e lei ne è molto felice. Jeanne le dice che ciò avviene grazie a Sanem perché le ha fatto cambiare la sua visione sul fratello e la madre. Sanem inavvertitamente ha lasciato il suo quaderno sul sedile posteriore dell'auto di Ijit. Il ragazzo se ne accorge e comincia a leggerlo. Nel frattempo Guliz va a far visita a Sanem e rivela ai genitori dell'incidente. Niet e Mekkibè, che non sapevano nulla, corrono allarmati nella sua stanza, ma lei li rassicura che sta bene. Guliz se ne va da casa e Din e Zeberjet cerca di mettersi in evidenza con lei. A casa rimangono Leila, Ayan, Osman e Sanem. Tutti cercano di rincuorare quest'ultima. Osman addirittura vuole pagare il suo debito con i Divit perché dice che ormai sono una famiglia, ma Sanem ribadisce che il debito è responsabilità sua e non accetta. Più tardi, mentre Sanem si prepara per la notte, la madre va in camera sua. Sa che sta succedendo qualcosa di negativo con Jeanne e la ragazza le conferma che le cose stanno andando male. Mekkibè le dice che sono cose che accadono, basta guardare lei e Niet. Sanem le dice che questa volta è diverso perché lui se ne sta andando. Le racconta quando è accaduto che ha fatto tutto per salvarlo, che voleva dirgli della bugia ma qualcun altro l'ha fatto prima di lei. Lui le ha detto che lei è come tutti gli altri e sono giunti a una frattura. Mekkibè le dice che forse Jeanne ha bisogno di tempo per calmarsi e che tornerà. Sanem ribadisce che il dolore purtroppo non va via dal suo cuore. Mekkibè se ne va e Sanem riceve un messaggio di Ijit. Si sentono al telefono e le dice di aver ritrovato il suo quaderno. Lei lo ringrazia, quel quaderno è molto importante. Lui le propone così di stamparlo, poiché gli ha dato un'occhiata e gli sembra molto bello. L'indomani Yuma prepara la colazione ai figli, in particolare il pane all'uovo, ma alla colazione ovviamente viene invitata anche Pauline. Jeanne afferma che andrà in agenzia per un po', Yuma invita Pauline alla festa di lancio della Red Mod. Quella mattina anche Sanem arriva al lavoro, tutti sono felici, ma le afferma di essere lì solo per rispettare la scadenza del contratto, infatti rimarrà in agenzia solo per 15 giorni. Durante la riunione del gruppo creativo si parla del lancio della Ready Mod che si terrà la sera stessa. Jeanne è completamente concentrato su Sanem e cerca di coinvolgerla in tutti i modi, ma lei rimane piuttosto distaccata. Lui vorrebbe cambiare slogan, ma Sanem gli dice che è impossibile perché al cliente è piaciuta questa idea, scaturita dal lavoro fatto a casa sua insieme al team creativo. Mentre Sanem è impegnata nel suo lavoro, viene contattata da Ijit, che con la consueta premura le chiede di poterle riportare il quaderno. Sanem concorda e si appresta a raggiungere Ijit in un locale vicino alla compagnia. In quel momento Jeanne vorrebbe parlarle, ma Sanem è risoluta e gli chiede di farla passare. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!